sono il candidato Diego Bernardis, mi presento nelle liste della Lega Nord Padania per sostenere il candidato presidente Renzo Tondo. La mia esperienza amministrativa nasce nel 1999 come vice sindaco del comune di Dolegna del Coglio. Vengo rieletto nel 2004 ancora come vice sindaco del comune di Dolegna del Coglio, mentre nel 2009 vengo eletto sindaco, carica che ricopro anche attualmente sempre nel comune di Dolegna del Coglio. Ho accettato questa candidatura per spirito di servizio e per portare la mia esperienza amministrativa di questi 13 anni di amministrazione comunale al servizio della comunità e della provincia di Gorizia in particolare, provincia nella quale corro appunto come candidato consigliere regionale. Mi sono occupato in principal modo di promozione e valorizzazione del territorio. Il settore, diciamo, che amo maggiormente curare, il settore oltre al turistico promozionale, anche il settore agroalimentare, essendo amministratore in un comune che è insito nella zona del Coglio, zona ovviamente vocata dal punto di vista vitivinicolo e dal punto di vista agroalimentare. Credo che uno degli obiettivi prioritari da portare anche in Regione sia quello di ridare valore e di ridare peso all'intera provincia goriziana. Provincia goriziana che in questo periodo è stata effettivamente emarginata ed esclusa dalla politica regionale, anche perché non c'è nessun rappresentante in seno alla giunta regionale. Tra gli obiettivi da perseguire sicuramente quello di creare una macro regione e portare avanti il progetto federalista che la Lega ha già avviato anni or sono e che purtroppo il governo nazionale, soprattutto col governo dei tecnici, col governo Monti, ha purtroppo disatteso e ha vanificato. Progetto federalista che potrebbe concretizzarsi, ripeto, attraverso la creazione di una macro regione, ovvero un patto per lo sviluppo di tutte le regioni del nord che consentirebbe, se andasse in porto, di trattenere almeno il 75% delle tasse che si pagano all'interno delle regioni a questo punto sia a statuto ordinario sia a statuto speciale come la nostra, e che consentirebbero di recuperare maggiori risorse da destinare a tutti i servizi. Uno degli obiettivi della Lega per ridare impulso all'economia e a tutte le attività produttive insite nella regione è sicuramente quello di ridurre l'aggravio fiscale. Per fare questo uno degli obiettivi è sicuramente ridurre le accise, in particolar modo l'IRAP ma anche l'IMU. Nel mondo della cultura un altro progetto che ci sta particolarmente a cuore come Lega è sicuramente quello di poter realizzare un museo della migrazione. Noi tutti sappiamo che il popolo friulano, ma non solo friulano, anche giuliano, veneto giuliano, è sempre stato un popolo che nel corso degli anni, soprattutto nel corso del Novecento, ha migrato per cercare nuove opportunità di lavoro e nuove mete da raggiungere. Ecco, sarebbe importante poter riuscire a ricostruire la storia dei nostri migranti e tutto quello che hanno costruito nel mondo, portando diverse testimonianze, raccogliendo ovviamente esperienze di vita e di lavoro al di fuori della nostra regione Friuli Venezia Giulia, costituendo questo museo della migrazione. Sicuramente un obiettivo che dal punto di vista culturale, storico e della tradizione nostra identitaria potrebbe essere un valido strumento per farci conoscere ancora di più sia in Italia che all'estero. Particolare attenzione da parte della Lega e del sottoscritto in qualità di candidato viene rivolta al mondo dei giovani e del lavoro. Un progetto interessante che noi abbiamo messo in campo è il progetto Prima i Giovani, che è rivolto a varie categorie, non solo alla categoria
della musica, del divertimento, della cultura, del mondo giovanile, ma anche ovviamente a quello del lavoro. Suggeriamo ad esempio, per quanto riguarda i giovani nella fascia d'età dai 16 ai 25 anni che devono approcciarsi al mondo di lavoro, suggeriamo di utilizzare attraverso gli strumenti regionali dei voucher che possano nel periodo estivo, durante le vacanze dal mondo scolastico, che possano essere utilizzati dai giovani per fare delle esperienze, vere e proprie esperienze lavorative, e che consentano quindi di introdurre nel mondo del lavoro, nel mondo aziendale, tutti quei giovani che fino ad oggi non hanno avuto questo tipo di opportunità e possano così conoscere il mondo del lavoro. Dal punto di vista turistico e della valorizzazione del territorio c'è un altro sogno nel cassetto, oserei definire. Il sogno nel cassetto sarebbe quello, visto che io provengo da un territorio che è il territorio del Coglio all'interno della provincia di Gorizia, sarebbe quello di poter creare una sinergia con il Coglio sloveno e poter candidare la terra vocata per i vini bianchi a patrimonio dell'UNESCO a livello territoriale. Questo sicuramente porterebbe ulteriore vantaggio sia dal punto di vista turistico ma anche dal punto di vista delle attività produttive e del lavoro, e questo realizzerebbe un sogno che il sottoscritto, come amministratore di un comune, Dolegna del Coglio, insito in questa terra vocata, porterebbe sicuramente lustro a tutta la regione e a tutta la provincia di Gorizia. Questo mi era venuto in mente perché effettivamente è un sogno.